Ma che palle, perché non riesco a entrare qua?
E anche spazio, forse. Cioè? Sarà anche spazio. Prova. Ah? Ecco qua. Start video. C'è qualcosa di particolare qua? No, ma il problema era che non si sente.
loro hanno disattiva la telecamera. Dove? Quello lì. Disattiva? Però io dovrei mettere un codice per entrare. Ma via video? Sì, ti castua la telecamera. Ah, ok. No, lascia tu vado, va. Allora, a me avevano scritto che si dicono le istruzioni che volevano il nostro codice destinatario, io gliel'ho dato. Ok? Mhm. Cortesia, mi hanno dato la tua cortesia.
Buongiorno a tutti. Vi chiedo di pazientare ancora qualche minuto, poi partiremo con questo meeting online. Attendiamo il collegamento di tutti i partecipanti. Abbiamo ricevuto 230 richieste di partecipazione, quindi ancora qualche minuto perché tutti possano collegarsi. Là. Ok, il video si sta staccato. No. Collegati, sì, sì. Attivision? Buongiorno Nicola. Buongiorno. Buongiorno Nicola, ciao. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Approfitto per salutare Carlo e Federica e Davide collegati da Padova. Buongiorno a tutti, cari colleghi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i presidenti delle Confapi provinciali, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza Pedemontana e Verona. Buongiorno. Va a prendere... No. Non hai la camera? No, perché non si alza lui? Spendiamo ancora un paio di minuti, nel frattempo vi do alcune indicazioni di ordine organizzativo. Vi chiedo di tenere disattivati i microfoni dei vostri PC o dei vostri smartphone. Ci sarà la possibilità di inviarci i vostri quesiti, domande, richieste di chiarimento tramite la chat. Al termine di tutti gli interventi prevediamo la possibilità quindi di interagire con i nostri relatori che daranno risposta. Ovviamente per ragioni di tempo non saremo in grado di rispondere a tutte le vostre domande, ma ci impegniamo a raccoglierle e poi di darvi risposta nei prossimi giorni. Bene, sono le 10:35, quindi direi di iniziare. Innanzitutto un benvenuto a tutti voi da parte di Confapi Veneto, la Federazione Associazioni Piccole e Medie Imprese del Veneto, che ha organizzato col supporto di tutte le associazioni Confapi provinciali questo meeting online. Vaccini in azienda, come farci trovare pronti? Quindi un tema su cui le nostre strutture associative si sono impegnate fin dai primordi con proprio il lancio della proposta da parte della Confapi nazionale e abbiamo ritenuto doveroso organizzare questo appuntamento per
dare quindi alcune indicazioni ai nostri associati, ma anche alle altre aziende che ci sono con noi collegate quest'oggi, invitando una serie di relatori che affronteranno insieme a noi l'argomento in tutti i loro aspetti. Allora, innanzitutto io ovviamente darei la parola al nostro presidente regionale Manfredi Ravetto, di Confappi Veneto, che porterà i saluti a nome di tutti i presidenti provinciali. Buongiorno, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Buongiorno Presidente. Molto bene, grazie, buongiorno a tutti quanti, buongiorno a chi si è collegato, a chi ha trovato il tempo di lunedì mattina per seguire il nostro webinar. Sono particolarmente orgoglioso dell'organizzazione di questo webinar e veramente anche molto grato a quegli amici delle territoriali che particolarmente si sono impegnati nell'organizzazione di questo, perché comunque lo considero un servizio di Confapi a beneficio di quegli imprenditori che per l'appunto molto numerosi si sono collegati di lunedì mattina per fare un po' un punto della situazione e, come detto nel titolo dell'incontro, non farsi trovare impreparati, o meglio farsi trovare super pronti come è il nostro costume. Venendo allo specifico, come ha ben sottolineato il nostro moderatore, il direttore di Confapi Apindustria Venezia, Nicola Zanon, l'idea di portare i vaccini in azienda, senza voler iniziare adesso una disputa di paternità, però sicuramente ha visto tra i pionieri, ecco, proprio la Confapi con il nostro presidente nazionale Maurizio Casasco. Dirò di più, il primo protocollo effettivo in tal senso è stato sottoscritto proprio su tutto il territorio italiano. Il primo è stato sottoscritto dalla Confapi Lombardia, per l'appunto nella regione Lombardia. Questo ha suscitato, stimolato la grinta tipicamente veneta, nel senso che ci siamo detti al massimo arriviamo secondi, e quindi abbiamo pedalato enormemente, grazie anche ai buoni rapporti con l'assessore, la dottoressa Lanzarin, che ringrazio per il suo intervento, anche se non è ancora presente, si collegherà un po' più tardi, e quindi eccoci qua. Confapi presenterà oggi, a chi avrà la bontà e la pazienza di ascoltarci, un set di idee e piani, soprattutto piani operativi per come condurre questo percorso. Come tutti sanno, non stiamo parlando di una materia semplice, tuttavia stiamo parlando di una materia fondamentale per le nostre aziende, ma molto più ancora per la nostra collettività. Sentirete degli interventi assai qualificati, interverrà anche il vicepresidente nazionale Cristian Cammisa, che porterà una sorta di quadro generale anche di coordinamento a livello nazionale, per cui non mi resta che augurare buon ascolto, buona visione, buon lavoro a tutti quanti, a tutti i relatori, e come vedete, permettetemi di dire, Confapi sempre in prima fila. Grazie, buon lavoro. Grazie Presidente Ravetto. Io ovviamente estendo anche i ringraziamenti agli altri presidenti delle Confapi territoriali provinciali che sono qui con noi connessi, nonché un saluto anche al collega Davide Donofrio di Confapi Padova. Bene, direi di partire nel merito del nostro incontro, del nostro meeting, partendo da questo concetto. In questo momento noi abbiamo definito il quadro normativo in merito alla vaccinazione in azienda, e quindi abbiamo avuto la possibilità di organizzare questo momento per iniziare a definire alcuni aspetti. Proprio per questo io partirei da quelli che sono i protocolli che sono stati firmati in primis dalla nostra Confapi nazionale il 6 di aprile, due protocolli che
e vanno sostanzialmente a definire il tema della vaccinazione in azienda, mentre il secondo è un aggiornamento dei protocolli ancora firmati e messi in vigore nel corso del 2020 con alcuni elementi di aggiornamento. A questo punto io passerei la parola ad un intervento in natura tecnica a Monia Moresco, che è il nostro tecnico responsabile dei temi sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha preparato alcune slide proprio per vedere i temi principali, i capisaldi principali di questi due protocolli. Do la parola a Monia Moresco per il proprio intervento. Dottoressa Moresco, non sentiamo il suo audio. Buongiorno. Ciao. Ecco. Prego, dottoressa. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Perfetto. Non ho idea di cosa sia successo, ma nel dubbio abbiamo risolto. Ok, allora intanto buongiorno a tutti. Come dicevamo, andrò a elencare quali sono i principali punti, quindi i punti un po' più importanti dei due protocolli nazionali del 6 aprile 2021. Partirei dal protocollo relativo all'individuazione di punti straordinari di vaccinazione per quanto riguarda la vaccinazione negli ambienti di lavoro. Allora. Innanzitutto capiamo chi può aderire a questo piano vaccinale. Allora, possono aderire tutte le aziende che hanno sede nel territorio dell'ULSS che andrà a fornire i vaccini. Ovviamente poi abbiamo anche ulteriori requisiti, i cosiddetti requisiti imprescindibili che devono essere ovviamente rispettati, e questi requisiti imprescindibili li andiamo a trovare nelle indicazioni ad interim nazionali dell'8 aprile 2021. Il primo requisito imprescindibile ovviamente è la disponibilità dei vaccini, quindi il primo punto fondamentale che deve esserci. Deve esserci anche la disponibilità dell'azienda e delle associazioni di categoria, quindi che si mettono a disposizione per organizzare questi punti extra per la vaccinazione dei lavoratori. Ovviamente dovrà esserci la disponibilità di personale sanitario adeguatamente formato che andrà appunto poi a fare proprio la somministrazione del vaccino. Dovranno essere rispettate diverse condizioni di sicurezza, che poi andremo a vedere alcune, in tutte le fasi dell'organizzazione, ma anche dell'accettazione dei lavoratori per il vaccino, la somministrazione e il post somministrazione, quindi anche nel periodo di osservazione post vaccinazione devono essere garantite delle misure di sicurezza, sia per quanto riguarda la somministrazione, che deve essere fatta con tutti i requisiti, ma anche per rispettare le misure anticontagio, quindi per evitare ovviamente assembramenti e la diffusione del Covid-19. Io ricordo che, lo sapete meglio di me, la vaccinazione è sempre su base volontaria, quindi l'azienda si mette o l'associazione di categoria si mette a disposizione per effettuare il vaccino, ma poi l'adesione sarà su base volontaria da parte del lavoratore. Ricordo che anche i datori di lavoro, i titolari, i soci possono aderire al piano vaccinale. I lavoratori devono essere tutti adeguatamente informati, quindi prima di essere vaccinati il medico vaccinatore provvederà a informarli su eventuali vantaggi e svantaggi del vaccino. Il tutto, quindi il consenso e la raccolta dei moduli di consenso, dovrà essere effettuato nella maggior tutela della privacy dei lavoratori. Sappiamo che anche il garante della privacy si è espresso in merito, non è ovviamente un dato che il datore di lavoro può conoscere, quindi non è obbligatorio che il datore di lavoro sappia quali sono i propri lavoratori vaccinati e quali meno. Quindi il tutto deve essere svolto nella tutela della privacy dei lavoratori. Come avviene la richiesta di adesione a questo piano vaccinale? Allora, innanzitutto l'azienda o l'associazione di categoria devono fare comunicazione all'ULSS con le modalità stabilite dalla Regione. Ovviamente l'ULSS andrà poi a verificare il rispetto dei requisiti comunicati con i moduli, appositi moduli, andrà a verificare se effettivamente l'azienda e l'associazione rispettano i requisiti. Il Dipartimento di Prevenzione potrebbe andare a verificare effettivamente il rispetto, quindi anche con dei sopralluoghi per verificare che tutte le condizioni comunicate nel momento di adesione vengano rispettate.
E poi ovviamente l'ULSS andrà a concordare e comunicare le modalità di consegna di questi vaccini, quindi una volta verificato il rispetto dei requisiti si andrà a stabilire come verrà fatta la consegna delle vaccinazioni. Ricordo anche che l'ULSS dice che le modalità di consegna potranno essere anche suddivise, quindi in base alla disponibilità dei vaccini potrebbe essere che non verranno consegnate le dosi richieste in un unico step, ma in più consegne, sempre su base di disponibilità dei vaccini. Faccio un esempio con numeri molto banali: se un'azienda fa richiesta di 1000 vaccini per i propri lavoratori, potrebbe essere che questi 1000 vaccini vengano consegnati in 2 momenti distinti con 500 prima e 500 dopo vaccini, sempre su base della disponibilità ovviamente. Abbiamo anche dei requisiti preliminari da rispettare. Quali sono? Abbiamo ovviamente le risorse, l'azienda o l'associazione di categoria deve avere le risorse per poter organizzare la cosa, quindi deve esserci ovviamente una sede, una struttura adeguata, deve esserci la strumentazione idonea, quindi anche banalmente per poter conservare i vaccini nella maniera corretta l'azienda deve avere gli strumenti necessari, e ovviamente il personale che poi andrà a organizzare la cosa, quindi anche eventualmente personale amministrativo e anche personale sanitario che poi sarà le persone che andranno fisicamente a effettuare il vaccino. L'azienda o l'associazione di categoria dovrà avere anche la dotazione informatica per la registrazione della vaccinazione, quindi è sufficiente avere un computer con accesso a internet per poter accedere al portale dove poi il lavoratore verrà registrato una volta vaccinato. In ultimo, ma non per importanza, abbiamo l'ambiente dove effettivamente verrà effettuata la vaccinazione, quindi il locale dove verrà somministrato, ma anche attenzione all'ambiente dove avviene l'accettazione del lavoratore, quindi pensiamo a grandi numeri di lavoratori che accedono in questa struttura per essere vaccinati. Il tutto, quindi anche l'accettazione, dovrà essere organizzata mantenendo ovviamente sempre a mente le condizioni di sicurezza per le misure anticontagio. E la stessa identica cosa vale anche per quanto riguarda il momento di osservazione post-vaccinazione. Quindi una volta vaccinato il lavoratore, per almeno 15 minuti dovrà sostare sempre in un ambiente limitrofo a dove è effettuata la vaccinazione, per eventualmente verificare l'insorgere di reazioni avverse. Il protocollo parla di ambienti che possono essere al chiuso, quindi all'interno di una struttura, anche all'aperto può essere effettuato, oppure addirittura con ambienti cosiddetti mobili, quindi temporanei. Quindi si apre la possibilità di effettuare la vaccinazione e il pre e post vaccinazione in più ambienti, non necessariamente al chiuso. Per l'organizzazione quali sono le cose, i punti da rispettare? Abbiamo, come vi dicevo, il rispetto delle misure anticontagio, perché ovviamente viene organizzato sempre nell'ambito del contesto lavorativo e di conseguenza dobbiamo rispettare il protocollo di aggiornamento per le misure di contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 del 6 aprile 2021, se è un errore. Quindi mi raccomando, rispettare tutte le misure anticontagio, con il fondamentale coinvolgimento del comitato interno, quindi già dal protocollo del 24 aprile 2020, quindi il protocollo dell'anno scorso, si parlava del comitato interno, quindi delle figure aziendali che si occupano di verificare le misure anticontagio, il rispetto costante e il mantenimento nel tempo. Quindi queste misure devono essere applicate anche nei momenti di vaccinazione. Poi abbiamo i lavoratori che devono essere informati, come vi dicevo prima, in merito a eventuali vantaggi o svantaggi del vaccino. Chi andrà a fare questa informazione? Il medico vaccinatore, quindi il medico che andrà a effettuare direttamente il vaccino. Poi vediamo chi può andare a fare questi vaccini. Ovviamente dovrà esserci un consenso firmato dai lavoratori che andrà raccolto dal medico vaccinatore. Il consenso andrà raccolto attraverso modulistica specifica, quindi il protocollo prevede proprio degli allegati dove riporta la modulistica specifica da utilizzare. Abbiamo anche ovviamente da rispettare tutte le modalità di conservazione e somministrazione del vaccino, quindi ogni vaccino ha delle modalità di conservazione, quindi sarà cura poi del medico vaccinatore, del personale sanitario che si occuperà della cosa, rispettare le misure in base al vaccino che si va a somministrare.
Per quanto riguarda la somministrazione del vaccino, il personale vaccinatore poi dovrà effettuare, quindi seguire un corso specifico a distanza che poi vedremo, proprio in merito a come effettuare correttamente la somministrazione del vaccino. Ovviamente dovremo anche pensare a gestire eventuali reazioni avverse al vaccino, quindi nei 15 minuti di osservazione post-vaccino potrebbe essere che qualche lavoratore sviluppi delle reazioni avverse. In questo caso ovviamente dovrà essere presente all'interno della struttura dove si è effettuato il vaccino un kit di emergenza specifico per contrastare appunto queste reazioni avverse e dare un cosiddetto primo soccorso, ovviamente prima di eventualmente spostare il lavoratore in ospedale. La vaccinazione chi può farla? Allora, innanzitutto dove e chi può farla? La vaccinazione si può fare direttamente in azienda e il protocollo parla appunto la definisce vaccinazione diretta, quindi quando il datore di lavoro decide di vaccinare all'interno della propria azienda i propri lavoratori mediante l'utilizzo del medico competente. Se il medico competente non dovesse rendersi necessario, disponibile a effettuare il vaccino, allora si potrebbe fare ricorso anche a del personale sanitario esterno. Altro punto dove eventualmente effettuare somministrazione di vaccino è presso un'altra sede, quindi non necessariamente si deve fare il vaccino all'interno dell'azienda, si può fare anche presso strutture sanitarie oppure per le aziende che non sono soggette a sorveglianza sanitaria e che quindi non hanno il medico competente, devono fare ricorso a medici INAIL, quindi dove non è presente il medico competente all'interno dell'azienda si può fare ricorso a questi medici INAIL. La registrazione del lavoratore vaccinato deve essere fatta nei momenti immediatamente successivi alla vaccinazione, quindi una volta vaccinato il lavoratore, subito dopo il medico vaccinatore si occuperà di fare la registrazione. Il protocollo suggerisce di farlo nel momento subito dopo, quindi nel periodo di osservazione, quindi 15 minuti dove il lavoratore rimane a sostare a seguito per attendere eventuali reazioni avverse, in quel momento il medico vaccinatore andrà a effettuare la registrazione. Ricordo inoltre che il decreto legge del 1° aprile, il decreto legge numero 44 del 1° aprile 2021, va a sollevare da ogni responsabilità il medico vaccinatore in merito a eventuali reazioni avverse dovute alla somministrazione del vaccino. Ovviamente qualora viene sollevato il medico vaccinatore, qualora vengano rispettati tutti i requisiti, quindi se la somministrazione è avvenuta rispettando tutte le corrette procedure. Gli oneri, quindi i costi a carico di chi sono? Allora, a carico del servizio sanitario regionale abbiamo la fornitura dei vaccini, abbiamo la fornitura di tutti i dispositivi specifici per la somministrazione del vaccino, quindi abbiamo eventuali siringhe, aghi, eccetera. Abbiamo il famoso corso di formazione pensato da INAIL e IS, quindi Istituto Sanità Superiore, che ovviamente è un corso a cui dovranno partecipare tutti i medici vaccinatori, quindi tutto il personale sanitario che andrà a effettuare dei vaccini dovranno ovviamente partecipare a questo corso. Poi abbiamo anche gli strumenti di registrazione alla vaccinazione, quindi ovviamente il portale dove il lavoratore andrà a essere registrato dal medico vaccinatore dovrà essere messo a disposizione del servizio sanitario regionale. Tutto il resto è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria, quindi questi sono i 4 punti messi a disposizione del servizio sanitario regionale, la restante parte, quindi anche tutta la fase organizzativa, è a carico del datore di lavoro. Passiamo a vedere quali sono le novità introdotte dal nuovo protocollo di aggiornamento per quanto riguarda le misure anticontagio da rispettare all'interno degli ambienti di lavoro. Vi dicevo che tutte le fasi per quanto riguarda la vaccinazione, quindi dall'organizzazione all'accettazione, alla vaccinazione stessa, al post vaccinazione, devono essere organizzate sempre rispettando le misure anticontagio previste dal protocollo nazionale. È un protocollo del 6 aprile 2021 che va appunto ad aggiornare il protocollo condiviso del 24 aprile 2020. Quindi abbiamo questo protocollo di aggiornamento che arriva
poco meno di un anno dopo il primo uscito, quindi il primo è del 24 aprile 2020. Questo nuovo protocollo sostanzialmente mantiene la stessa linea del protocollo di un anno fa, quindi mantiene gli stessi 13 punti che vediamo velocemente. Abbiamo il primo punto, l'informazione, quindi tutti i lavoratori che devono essere informati sulle regole da rispettare durante l'attività lavorativa, quali sono le modalità di ingresso in azienda, quindi per evitare assembramenti nelle fasi di ingresso e uscita dei lavoratori, le modalità di accesso dei fornitori esterni, quindi di tutte le persone esterne che devono necessariamente accedere all'interno dell'azienda, quali sono le regole da rispettare, la pulizia e la sanificazione, quindi tutte le procedure da rispettare, quali sono le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione individuale, quindi i cosiddetti DPI, la gestione degli spazi comuni, quindi negli spazi dove possono essere presenti più persone contemporaneamente, quindi ad esempio le mense, i punti di ristoro, eventuali spogliatoi, eccetera. L'organizzazione aziendale, quindi come deve essere effettuata, la gestione delle entrate e dell'uscita dei dipendenti, gli spostamenti interni, eventuali riunioni, eventi interni e formazione, quindi anche andava a stabilire eventuali trasferte, riunioni, se possono essere fatte con quali modalità. La gestione di una eventuale persona sintomatica in azienda, come deve essere fatta la sorveglianza sanitaria, i rapporti con il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. All'ultimo punto, eventuali aggiornamenti del protocollo. Quindi questi erano i punti presenti nel protocollo del 24 aprile 2020, vengono rispettati gli stessi punti, però vengono introdotte alcune sostanziali novità che io ho riportato. Innanzitutto, proprio nella premessa del nuovo protocollo di aggiornamento, mi vanno a definire il virus SARS-CoV-2, che ovviamente sappiamo il nome del virus è SARS-CoV-2, il Covid-19 invece è la malattia. È un rischio biologico generico. Questo cosa vuol dire? Che occorre adottare delle misure uguali per tutta la popolazione, quindi lo definisce rischio biologico generico. Abbiamo altro punto importantissimo, nel corso dal 2020 in poi i vari DPCM a cui siamo abituati periodicamente a leggere, avevano già citato questa cosa, questa novità, però il protocollo rimaneva un po' indietro sotto questo punto. E appunto la novità introdotta è che abbiamo l'obbligo di utilizzare le mascherine chirurgiche oppure altri dispositivi di protezione individuale di maggior livello, anche quando manteniamo il distanziamento del metro. Quindi anche se manteniamo la distanza del metro dai propri colleghi, se siamo all'interno dello stesso locale dobbiamo comunque mantenere la mascherina. Il protocollo mi dice che posso andare a fare a meno della mascherina solo e esclusivamente quando mi trovo a lavorare in uno stato di isolamento, quindi quando sono completamente solo all'interno di un locale o di un ambiente. Quindi questo è l'unico momento in cui non posso utilizzare la mascherina. Le mascherine chirurgiche, tra l'altro, passano di grado e vengono appunto classificate come DPI, ovvero dispositivi di protezione individuale. Abbiamo un grandissimo, proprio la spinta, viene consigliato grandissimo utilizzo del lavoro agile, quindi cercare di evitare di far andare i lavoratori in azienda, ma eventualmente farli lavorare presso altre sedi o addirittura da casa. Quindi il lavoro agile per evitare assembramenti magari in spazi, uffici molto piccoli. Quindi se possibile, ovviamente non tutte le aziende hanno la possibilità di organizzare questa cosa, però dove possibile sfruttare al massimo questa opzione. Abbiamo grande importanza di nuovo alla sanificazione delle attrezzature, con anche ovviamente attenzione all'uso promiscuo delle attrezzature, quindi tutte le attrezzature di lavoro che vengono utilizzate da più lavoratori devono essere sanificate tra un utilizzo e l'altro. Abbiamo una grande novità anche la riammissione alle trasferte di lavoro, quindi se nel protocollo del 24 aprile 2020, quindi quello dell'anno scorso, veniva bloccata la possibilità di fare trasferte di lavoro, con il nuovo protocollo invece riaprono la possibilità, però dicono di fare attenzione e comunque di valutare caso per caso, quindi ovviamente anche in base alla destinazione di questa trasferta, di valutare sempre la cosa consultando, quindi avendo il consulto di medico competente e RSPP.
Poi abbiamo i lavoratori positivi a lungo termine, quindi sappiamo che se dopo 21 giorni di positività una persona risulta comunque positiva al tampone, può interrompere l'isolamento. Quindi dopo 21 giorni di positività posso interrompere l'isolamento, quindi posso uscire di casa, ma con la nuova circolare del 12 aprile 2021 io non posso rientrare al lavoro. Quindi posso interrompere il mio isolamento, ma per poter rientrare al lavoro devo necessariamente presentare un certificato di avvenuta negativizzazione. Quindi devo avere un tampone negativo. Ok? Quindi posso interrompere l'isolamento, ma non riprendere l'attività lavorativa. Altro punto che ha fatto maggior chiarezza rispetto al protocollo del 2020 è appunto per quei casi di positività dove purtroppo è stato necessario effettuare anche un ricovero ospedaliero, è necessario effettuare la visita medica da parte del medico competente prima della ripresa del lavoro. Quindi per quei casi dove è stato necessario il ricovero, prima di riprendere a lavorare è necessario effettuare una visita con il proprio medico competente aziendale. In ultima, questa è un po' una specifica che mi sono permessa di inserire, importante perché spesso c'è molta confusione in merito, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, quindi indipendentemente se un lavoratore è vaccinato o meno, c'è comunque sempre l'obbligo di rispettare tutte le misure anticontagio, quindi comunque utilizzare le mascherine, comunque utilizzare la distanza, quindi il distanziamento sociale, comunque effettuare l'igiene delle attrezzature, l'igiene delle mani, eccetera. Quindi ricordo che nonostante un lavoratore possa essere vaccinato, le misure anticontagio da rispettare rimangono comunque le stesse. Quindi nel momento in cui si va a effettuare la vaccinazione non è che viene meno le misure anticontagio da rispettare. Ok, quindi io ho finito, quindi lascio la parola a chi viene dopo di me. Grazie dottoressa Moresco, come sempre è riuscita con chiarezza ad analizzare questi documenti, questi protocolli, e quindi ora possiamo passare ai successivi interventi. Ricordo insomma che dopo questi protocolli firmati il 6 aprile con FAPI nazionale in prima fila, vi è stata anche l'elaborazione e poi la sottoscrizione a conferenza regioni del documento ad interim, indicazione ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2. A questo documento, nonché a tutto il tavolo regionale, la cabina di regia, ovviamente ha contribuito il nostro prossimo relatore, che ringrazio e che chiamo dando la parola, il dottor Michele Mongillo, che è il direttore dell'unità organizzativa Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, nonché coordinatore insieme a dottoressa Russo della cabina di regia che Regione Veneto ha attivato insieme alle parti sociali e che vede in prima linea anche la nostra Confapi Veneto, che ha seguito tutti questi passaggi ed è quindi sia a livello nazionale che regionale coinvolta in tutte le fasi. Ora la parola al dottor Mongillo, che ringrazio per la partecipazione. Grazie per la parola, buongiorno a tutti. Mi rendo conto ora, come mi hanno fatto notare anche nella chat, che compaio col nome dell'assessore Lanzerin. Non so dal punto di vista informatico come sia successo, perché io sono entrato nel link che ho ricevuto. Probabilmente sono entrato per sbaglio nel link che consentiva all'assessore di entrare. Ne chiedo scusa, poi cercherò di rinominare. Dottore, nessun problema. Al termine. Allora, intanto grazie per l'invito e agli organizzatori, perché lo dico subito, il lunedì mattina è sempre una giornata estremamente complicata, ma l'importanza del tema era superiore a tutte le complicazioni che ci possono essere di lunedì mattina. Ringrazio anche l'intervento che mi ha preceduto, che ha veramente magistralmente fatto una sintesi di quello che è il documento nazionale, che disciplina la vaccinazione in azienda e che il Veneto, al pari di altre regioni, come dopo dirò, ha contribuito a scrivere e a far approvare. E ho apprezzato particolarmente anche l'ultimo richiamo, anche se sul fatto che la vaccinazione allo stato attuale non fa decadere l'obbligo di tutte le altre misure, compresa la quarantena, compreso tutte le misure di prevenzione che già conosciamo. Allora, io in questi pochi minuti volevo descrivere il percorso che è stato fatto a livello prima Veneto, poi un percorso che è diventato nazionale e che adesso
proseguirà anche come percorso regionale. E poi volevo evidenziare alcuni punti in particolare, non potendo entrare nel merito di tutti, alcuni punti, quelli più rilevanti nel campo della vaccinazione in azienda, partendo da uno in particolare. Voi sapete che è un piano nazionale che è in continua evoluzione e abbiamo una grande incognita, perché i vaccini su cui si basava, che erano il pilastro della estensione della campagna in azienda, sono quelli che attualmente sono autorizzati per un'età che è superiore ai 60 anni, quindi che di fatto è poco compatibile con l'età lavorativa, dove sicuramente abbiamo lavoratori sopra i 60 anni, ma la stragrande maggioranza sono al di sotto dei 60 anni di età, ma poi torneremo su questo punto. Allora intanto, molto brevemente, per fare anche consentire di orientarsi in quello che è una selva di provvedimenti, allora intanto voi sapete che c'è stato il piano nazionale che nella sua ultima modulazione del 10 marzo ha consentito espressamente di estendere la vaccinazione nei luoghi di lavoro, indipendentemente dall'età. Questo lo dice chiaramente il piano nazionale. Primo punto. In attuazione di questo, la Regione del Veneto si è prontamente attivata per costruire un percorso per rispettare il piano nazionale. Tanto è vero che c'è stata una delibera della Giunta regionale che ha di fatto ha formalizzato un protocollo d'intesa tra la Regione e le varie sigle che volevano aderire e istituisce una cabina di regia rappresentativa di tutti i vari soggetti, e cabina di regia che ha proceduto, nel pieno rispetto del piano nazionale, a scrivere una prima bozza di documento tecnico che disciplinasse nel dettaglio tutti i passaggi per la vaccinazione in azienda, dall'adesione alla consegna dei vaccini, alla somministrazione, al monitoraggio delle reazioni eventuali avverse, alla registrazione del dato. E questo lavoro regionale, come avrete visto, forse ha ispirato, parlo delle regioni, non solamente del Veneto, ha ispirato o comunque si è innestato in un lavoro nazionale, che è quello che ha portato al documento che nell'intervento precedente è stato così bene esposto. A che punto siamo adesso? Anche per cercare di dare dei tempi. E quando la Conferenza delle Regioni ha formalmente approvato quel documento che vede la conferenza tra gli autori del documento insieme al Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, INAIL e la struttura commissariale per l'emergenza, quando l'ha approvato, dicevo, ha assunto anche l'impegno, ha ottenuto l'impegno del governo a definire insieme, al fine di garantire anche un'attuazione omogenea sul territorio nazionale, l'impegno a definire un punto di partenza comune a livello nazionale. Non stiamo parlando di una data uguale per tutti, stiamo parlando che insieme verrà definito al termine di quale fase del piano di vaccinazione si può cominciare a vaccinare nei luoghi di lavoro. Quindi non una data uguale per tutti, ripeto, però si definiranno dei criteri a brevissimo, per cui una regione, quando avrà messo, faccio un esempio, ma sono numeri che dico a caso, quando avrà vaccinato una tot percentuale degli ultra ottantenni, una tot percentuale degli ultra settantenni, chiusa quella fase, allora può partire con le vaccinazioni in azienda. Questo è un impegno che è stato chiesto e ottenuto per garantire intanto il rispetto delle priorità che sono state fissate a livello nazionale. Voi sapete che c'è stata un'ordinanza dei primi di aprile che stabilisce chiaramente quali sono le priorità in questa fase. Popolazione over 80, soggetti estremamente vulnerabili, popolazione over 70 e in attuazione del decreto legge 44 citato prima, che è sull'obbligo della vaccinazione per gli operatori sanitari, anche il completamento della vaccinazione degli operatori sanitari. Questi sono i 4 filoni prioritari. Quindi in questo schema di priorità verrà definito terminata quale fase si può cominciare a vaccinare nei luoghi di lavoro. Apro una parentesi, la vaccinazione nei luoghi di lavoro, senza costruire schemi troppo complessi o procedure troppo complesse, l'abbiamo sempre fatta. Parlo dell'anti-influenzale in azienda, il medio competente ha sempre vaccinato i suoi lavoratori. E anche quest'anno con l'anti-Covid l'abbiamo fatta. Se pensate che in parallelo, quando era consentito procedere in parallelo,
i servizi cosiddetti essenziali, le forze dell'ordine, la protezione civile, i vigili del fuoco, l'esercito, i carabinieri, di fatto anche quelli sono luoghi di lavoro e la vaccinazione è stata fatta da loro. Okay. Quindi di fatto quei manuali che sono stati descritti e adesso il percorso che verrà strutturato, di fatto sono già stati sperimentati in qualche modo in ambienti di lavoro non sanitari, al pari di quelli delle attività economiche e produttive che tutti intendiamo oggetto dell'incontro di oggi. Questo per fare un inquadramento generale. Ancora qualche minuto mi soffermerei su alcuni punti importanti, già sottolineati nell'intervento precedente, ma che vorrei rimarcare. Il primo punto è sicuramente la disponibilità di vaccino. Okay. Ci stavamo organizzando, non come Veneto, ma tutto il sistema, per utilizzare, individuare come vaccini da usare prioritariamente nella fascia di età che raccoglie la maggior parte della popolazione lavorativa, vaccini che fossero non complessi dal punto di vista logistico, quindi che non richiedessero catene del freddo estreme, meno 80 gradi come Pfizer, meno 20 come Moderna. Ci stavamo strutturando per somministrare, per fare di AstraZeneca e ancora meglio di Johnson & Johnson i vaccini principi, il pilastro della campagna di vaccinazione in azienda. E di AstraZeneca abbiamo detto Johnson & Johnson sarebbe stato forse ancora meglio per una questione logistica perché, come saprete, è in monosomministrazione, non prevede un richiamo. Le vicende altalenanti e recenti di questi due vaccini ci costringono forse a ripensare un po' il modello o a spostare più avanti, perché attualmente AstraZeneca è autorizzato è fortemente raccomandato sopra i 60 anni di età. Tutto fa pensare che anche Johnson & Johnson, siamo in attesa del pronunciamento delle autorità regolatorie, abbia lo stesso destino, nel momento che condivide con AstraZeneca il medesimo meccanismo di azione. E vedremo cosa succede. Se Johnson & Johnson dovesse essere tranquillamente utilizzabile con qualunque fascia di età, allora forse diventa quello il vaccino principale per la campagna di vaccinazione dell'azienda. Molto meno complesso da conservare, si conserva in frigo normalmente e soprattutto richiede una sola dose, quindi nessuna necessità del richiamo. Però la situazione è talmente in rapida evoluzione che attualmente non vi so dire quali saranno i tempi per avere chiarezza su questi due temi. Ultimissimi due punti, uno molto tecnico, pratico, ma mi sembra che col bellissimo incontro di oggi siamo tutti molto, molto concreti, andiamo sull'operativo. È fondamentale, quasi come la somministrazione del vaccino, anche la registrazione corretta dell'avvenuta somministrazione. Anticipo che, siccome per fortuna il documento nazionale non impone una piattaforma uguale per tutta Italia, un sistema informativo che tutti devono imparare perché è nuovo, ma lascia alle regioni, utilizzando i propri sistemi informativi, disciplinare come la registrazione deve essere fatta. Anticipo che in Regione del Veneto non avremo, ma abbiamo e stiamo già utilizzando un sistema facilissimo che già dialoga con tutti i nostri database e sistemi informatici per registrare le vaccinazioni ordinarie. Non parlo solamente del Covid, parlo di un sistema che è preesistente alla vaccinazione anti-Covid, che abbiamo già sperimentato e utilizzato abitualmente tutte le volte in cui si è fatta una vaccinazione fuori dalle aziende sanitarie, penso nelle case di riposo, penso alla polizia, ai carabinieri, ai vigili del fuoco, ed è un sistema che si usa sia tramite telefonino, è un'app per smartphone, sia tramite qualunque computer. Più tecnicamente è una web app, quindi la possiamo usare sia dal telefonino che da un qualunque computer connesso alla rete, che con pochissimi passaggi permette di registrare in tempo reale il vaccino appena fatto, con tutti i campi obbligatori, che sono obbligatori non per un capriccio del Veneto, ma perché sono quelli ritenuti obbligatori dall'anagrafe nazionale dei vaccini. Quindi il soggetto vaccinatore, utilizzando questa app o questo sistema, dialogherà in tempo reale con l'anagrafe nazionale dei vaccini, quindi andando a caricare in tempo reale il vaccino fatto. Questo è fondamentale, ovviamente, a finalità statistica. Questo è altrettanto fondamentale per registrare il consumo di vaccino, e quindi noi sappiamo che tot vaccini abbiamo dato all'azienda,
ne sono stati consumati quelli previsti e quindi abbiamo una rendicontazione anche dell'attività e oltretutto vediamo il consumo di vaccini che ci consente di ricevere i nuovi quantitativi sempre aggiornati. Se noi accantoniamo vaccino anche virtualmente, non ci arriva vaccino nuovo da parte delle strutture centrali. Quindi registrazione dell'attività, punto fondamentale, e la Regione fornirà i sistemi per registrarlo, gratuitamente ovviamente, e fornisce anche la formazione per utilizzare questi sistemi. L'abbiamo già fatto con i vigili del fuoco, la polizia, le forze dell'ordine e l'esercito, le case di riposo. C'è un manuale di istruzioni, ma facciamo settimanalmente delle sessioni online di mezz'ora l'una, è più che sufficiente mezz'ora, per insegnare a utilizzare questi sistemi per la registrazione. Scusate se sono andato in questo dettaglio ultra tecnico, ma per noi è fondamentale la parte della registrazione, quasi altrettanto della parte della somministrazione del vaccino. Aggiungo, e vado alla conclusione, un ultimo punto, perché però forse è uno dei più importanti. Allora, perché ne abbiamo sentito, abbiamo partecipato alla costruzione di questa iniziativa, sappiamo quali sono dei punti deboli o dei punti, tra virgolette, anche polemici. Allora, la vaccinazione in azienda, premesso che è espressamente prevista dal piano nazionale, che in poche righe risolve e dice che si può procedere indipendentemente dall'età, ok? E non è mai stata intesa come un percorso privilegiato per far vaccinare i lavoratori di un'azienda, perché tutte le altre modalità, il medico di medicina generale, il centro di vaccinazione di massa presso la fiera, il palasport, gli ambulatori vaccinali, eccetera, sono e saranno sempre garantite. Se qualcuno ha un minimo dubbio che vuole andare a fare la vaccinazione in una struttura, tra virgolette, sanitaria ordinaria, ufficiale, quello della propria azienda ULSS o il medico di base, eccetera. Non è un percorso che si sostituisce a questi percorsi che sono già attivi, è un percorso in parallelo che aggiunge una possibilità e un'opportunità di vaccinarsi a chi magari vive in una comunità lavorativa vuole, perché è sempre basato sulla volontarietà, vuole aderire alla vaccinazione in azienda. Ma se quel giorno è perplesso, se quel giorno non vuole aderire, non si è giocato la possibilità di essere vaccinato. Sono e saranno sempre garantite tutte le altre modalità ordinariamente offerte per quanto riguarda la vaccinazione. Dal medico di base, ripeto, nei centri di massa, in farmacia, tra un po' si potrà partire anche in farmacia. Quindi di fatto la via dell'azienda è una strada in più che si aggiunge e potenzia la rete per la vaccinazione in azienda. Ricordiamoci che l'obiettivo della campagna è vaccinare quante più persone possibili nel minor tempo possibile. Più estendiamo la rete di vaccinazione, più otteniamo questo obiettivo. Chiudo con due numeri, giusto per far vedere il Veneto a che punto siamo. Sapete che noi ci stiamo concentrando in questa fase, come tutte le regioni, nel portare a termine la partita degli ultra ottantenni, a seguire gli ultra settantenni e in parallelo tutti i soggetti cosiddetti estremamente vulnerabili, indipendentemente dall'età, patologie gravi, disabilità, eccetera. Noi con questo fine settimana, forse l'avrete letto, l'avrete sentito, abbiamo fatto gli ultimi 2 o 3 giorni di accesso diretto, senza prenotazione. Chi ha più di 80 anni non è stato chiamato, si presenti che lo vacciniamo. Siamo arrivati circa al 92% dei soggetti o sopra gli 80 anni di età. È un ottimo risultato perché c'è una copertura, tendevamo di arrivare all'85-90%, c'è sempre una quota di gente che non vuole vaccinarsi o non può vaccinarsi. Okay, per uno che è ancora positivo deve rimandare la vaccinazione, ovviamente. Con ieri siamo arrivati quasi al 92%, stiamo aggredendo, tra virgolette, adesso la popolazione dei settantenni, siamo già a circa metà, 48% di persone che hanno avuto la prima dose di vaccino, quindi sono stati agganciati dal sistema e via via procederemo con le seguenti fasce di età. Quindi, se tra i criteri per poter cominciare a vaccinare in azienda, come verranno stabiliti a livello nazionale, rientreranno questi 2 indicatori, come siamo messi con gli ottantenni e come siamo messi con i settantenni, posso dire con una certa concretezza che in Veneto siamo ad un buon punto, perché di fatto abbiamo finito gli ottantenni, siamo quasi a metà dei settantenni.
Io credo di essere stato nei 15 minuti di tempo che avevo a disposizione. Mi scuso se mi sono presentato sotto falso nome, ma è stato del tutto involontario. E vorrei rimanere collegato ancora un po' per vedere come va a finire. Senz'altro, grazie dottor Grazie mille. Mongillo, anche per rimanere collegato con noi. Come dicevo in fase di apertura, c'è la possibilità di inviare in chat alcuni quesiti, domande che poi noi raccoglieremo. Ad alcuni di essi cercheremo di dare risposta nella parte finale. Per questioni di tempo raccoglieremo anche gli altri e poi nei prossimi giorni ci impegneremo a rispondere. Grazie dottor Mongillo, le chiedo fin d'ora anche disponibilità a nome di Confapi Veneto eventualmente a ulteriori interventi in altri momenti, insomma, che organizzeremo nelle prossime settimane, perché su questo tema sappiamo essere una materia in evoluzione e noi ci contiamo molto in questo nostro anche ruolo, no? da portavoce, da canalizzatore delle informazioni dai luoghi in cui appunto come cabina e regia vengono analizzati questi temi e portarlo alle aziende, insomma essere canale di trasmissione di queste informazioni con appuntamenti come questo. Ci conforta anche il numero dei collegati il lunedì mattina, 212 aziende in questo momento collegate con noi e ci dà appunto anche testimonianza, percezione di qual è l'interesse insomma delle aziende. Poi il collega Donofrio darà anche conto dell'azione che abbiamo già fatto, ma che porteremo avanti di sensibilizzazione verso le aziende e raccolta della manifestazione di interesse a partecipare alla campagna di vaccinazione in azienda. Il riscontro è molto molto alto. Bene, a questo punto passo la parola al nostro vicepresidente nazionale, Cristian Camisa, che ha seguito insieme al presidente Casasco fin dalle prime battute questo tema e ha partecipato anche alla stesura e alla firma dei protocolli avvenuta il 6 di aprile. Benvenuto vicepresidente, a lei la parola. Grazie direttore, grazie a tutti voi e grazie ai colleghi imprenditori che sono oggi collegati. Sì, devo dire che Confapi in questi mesi ha avuto un ruolo centrale e come già diceva prima il Presidente Ravetto, siamo i primi che già a inizio gennaio proponemmo prima al governo Conte e poi al governo Draghi un piano di vaccinazione in azienda. Perché questo? Perché ritenevamo e riteniamo che la velocità di somministrazione innanzitutto sia uno dei fattori vincenti nella lotta al Covid e poi perché la nostra idea era di creare un luogo Covid-free, una bolla sanitaria che permettesse ai nostri imprenditori di continuare a lavorare perché lavorando e dando garanzie di poter portare avanti gli ordinativi con i clienti e i fornitori, questo anche permettesse di creare quel circolo virtuoso poi necessario per stimolare e far andare avanti la nostra economia e quindi procedere di pari passo con salute e sviluppo economico. Come dicevano i colleghi prima, è stato firmato il piano nazionale nei giorni scorsi e adesso via via si sta arrivando a livello regionale e a livello locale. Devo dire che la Regione Veneto su questo, sull'efficienza, è forse al primo posto perché leggevo i dati proprio di oggi, tra le dosi consegnate e le dosi somministrate il Veneto è il 92,6%, quindi al primo posto, mentre ci sono altre regioni che sono al 77% e poi via via a scalare. Perché questi dati sono importanti? Perché si denota come già in alcune regioni oggi c'è un piccolo collo di bottiglia tra le dosi che sono consegnate e quelle somministrate. Quindi questo ci dà anche l'idea di quanto sia importante ampliare la platea dei luoghi di somministrazione, soprattutto quando nelle prossime settimane ci saranno a disposizione milioni di vaccini. Dal punto di vista logistico si parla del mese di maggio, io direi fine maggio per la disponibilità in dose massiccia di vaccini per poter lavorare anche all'interno dell'azienda. Come si diceva prima, vi sono alcune problematiche oggi con alcune tipologie di vaccini che sono sotto l'analisi
Però devo anche dirvi che la ratio della vaccinazione in azienda, anche per garantire la semplicità della somministrazione stessa come un vaccino antinfluenzale, non può non prescindere da quei vaccini che non richiedono delle tipologie di conservazione complicate. Quindi è per quello che si parlava e si sta parlando di AstraZeneca e di Johnson & Johnson, che possono essere conservate in maniera molto semplice. Su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato su 3 livelli differenti. Questa è la nostra proposta e questo è stato quello che poi è uscito con la firma del piano nazionale. La prima, la vaccinazione all'interno dell'azienda. La vaccinazione all'interno dell'azienda per quelle aziende forse un po' più strutturate, che hanno degli spazi, che hanno la possibilità di utilizzare il medico competente, che lo dico a tutti quelli che sono in ascolto, è il medico del lavoro. Perché noi abbiamo lavorato su questo? Perché il medico competente conosce perfettamente l'anamnesi del dipendente, così come il medico di base conosce quella del proprio paziente. Poi abbiamo lavorato su un secondo livello, per quelle aziende che non hanno gli spazi o che non sono strutturate, cioè quella di poter mettere a disposizione un hub di vaccinazione. So che anche all'interno del Veneto si sta lavorando per avere un hub di vaccinazione direttamente presso l'associazione. Questo dà anche la valenza dell'importanza dell'associazione in questa fase, in questo ruolo. E poi come terza possibilità, per quelle aziende che hanno un ruolo anche sociale all'interno del territorio, quello di mettere a disposizione un hub al di fuori dell'azienda come ulteriore luogo di vaccinazione. Noi, a differenza di altre associazioni, non abbiamo voluto, e poi il documento finale ha proprio previsto quello, che ci fosse la possibilità di vaccinazione dei parenti, dei dipendenti, innanzitutto perché noi dobbiamo portare fuori il Covid dalle imprese e non rischiare di portarlo dentro. E in secondo luogo perché sarebbe stato estremamente difficile poi comprendere le priorità. Come diceva prima molto bene il dottor Morgillo, adesso siamo nella fase in cui si sta vaccinando con una visione orizzontale, cioè quella per fasce d'età, per persone che hanno problematiche maggiori, quindi più deboli, e poi potrà finalmente partire la fase invece verticale quando si saranno vaccinate queste persone. Abbiamo cercato di rispondere a quelle che erano le preoccupazioni dei nostri imprenditori. Le preoccupazioni dei nostri imprenditori erano su 2 livelli. Uno legato al medico competente. Molti medici competenti in passato nicchiavano sulla possibilità di fare la vaccinazione all'interno dell'azienda perché avevano paura di responsabilità. È una cosa che abbiamo affrontato col governo, tant'è che nei giorni scorsi, come diceva correttamente la collega, si è escluso la responsabilità del medico del lavoro per la vaccinazione in azienda, e questo è estremamente importante perché da lì in poi la percentuale di adesione da parte dei medici del lavoro si è incrementata in maniera esponenziale. E poi la seconda cosa, alcuni dubbi sulla responsabilità dell'imprenditore. Anche su questo abbiamo cercato di dare delle risposte. Ecco, dico ai colleghi imprenditori che l'imprenditore mette solo a disposizione eventualmente degli spazi, se lo fa all'interno dell'azienda lo farà invece l'associazione. Tutte quelle che sono le dinamiche organizzative e di, come dire, necessarie sono stabilite in diretto contatto con l'ASL competente. Quindi anche su questo vorrei tranquillizzare, come vorrei tranquillizzare sul fatto che il vaccino che si andrà a somministrare in azienda è vero che da un lato è soggetto ad alcuni protocolli, ma forse è più semplice nella sua stesura definitiva di quanto poi insomma appaia. Per finire, per quanto riguarda la logistica, stiamo partecipando come Confapi al tavolo che è stato predisposto dalla struttura commissariale, quindi anche i dati che vi sono stati richiesti dalle varie associazioni per sondare la vostra disponibilità sono dati importanti e necessari perché servono alla struttura commissariale per capire nelle varie regioni, nei vari territori, quanti
vaccini poter mettere eventualmente a disposizione e per fare un piano che sia il più possibile poi coerente con i vaccini che arriveranno effettivamente. Io penso che questo modello che Confapi ha voluto lanciare e su cui vedo che le associazioni cercano di essere molto vicine agli imprenditori è non solo estremamente importante, quello si vede anche dal numero delle aziende oggi collegato, ma è straordinariamente importante per il fatto che noi dobbiamo garantire quella velocità che sarà necessaria a poter sconfiggere questo virus, perché sappiamo bene che tanto più siamo veloci, tanto meno le varianti diventeranno varianti delle varianti e quindi questo processo rischia di allungarsi. Io vi ringrazio, sono a disposizione se ci fossero delle domande e faccio i complimenti agli organizzatori per la giornata. Buongiorno a tutti. Grazie a te Vicepresidente per l'intervento e anche per fermarti qui con noi per rispondere alle eventuali domande. Quindi hai confermato insomma il ruolo fondamentale che la nostra associazione a livello nazionale ha ricoperto sia nel lanciare la proposta ma nel seguire passo passo l'evoluzione, anche correggendo insomma quegli aspetti che avrebbero potuto in qualche maniera rendere troppo complessa l'iniziativa e quindi determinarne poi anche un eventuale naufragare o flop. Invece la nostra intenzione è di spingere al massimo su questo, perché oltre a esserci un aspetto ovviamente di natura sanitaria, c'è anche un tema in natura economica e organizzativa, perché ovviamente riuscire a vaccinare i nostri dipendenti vuol dire anche avere la possibilità di recarsi all'estero per manutenzioni, installazioni, ma anche quello insomma di avere una perfetta organizzazione produttiva senza casi ad esempio di isolamento o altre situazioni. Riprendo e mi collego al tuo ultimo passaggio riguardo l'azione di monitoraggio, di raccolta di interesse, manifestazioni di interesse che stiamo conducendo a livello provinciale e regionale. Passo quindi la parola al collega Davide Donofrio di Confapi Padova per il suo intervento. Prego Donofrio. Sì, buongiorno a tutti, grazie Nicola, un caro saluto a tutti e anche un ringraziamento ai colleghi che hanno avuto la regia e l'onere di organizzare la giornata di oggi. Allora, cerchiamo un attimo di fare sintesi a questo punto e quindi che si fa in buona sostanza, perché poi vedo anche le domande che sono arrivate nella chat. Intanto ci teniamo a rassicurare tutti che è un mese che riceviamo esattamente queste domande, quindi non sentitevi soli o in disagio ad avere questi dubbi. Come avete visto, quello che potevamo fare noi era stare sul pezzo e quindi che sia a tutti di conforto sapere che la vostra associazione è assolutamente in linea con i tempi, perché purtroppo a questi ci dobbiamo adeguare, perché come ha detto il dottor Mongillo, che ringraziamo perché davvero abbiamo a che fare, abbiamo l'onore di avere un ospite che è protagonista di quello che c'è dietro alla campagna vaccinale, avendo il documento già sottoscritto, già pronto alla sottoscrizione in Regione Veneto, fatto da traccia per quello nazionale, che vede tra i firmatari proprio il dottor Mongillo, per cui un gran lavoro di sintesi che sta portando avanti anche in seno alla cabina di regia, perché ovviamente occorre mettere d'accordo parti molto diverse tra loro. Quindi abbiamo capito che i tempi sono in subordine sia alle priorità di sanità pubblica che all'effettiva disponibilità dei vaccini e pertanto molte delle domande troveranno risposta solamente nei prossimi giorni. Quindi anche il fatto di capire quali collaboratori sono soggetti alla vaccinazione, interni, esterni, piuttosto che personale di interinali, o personale di soggetti terzi stabilmente dentro l'organizzazione, tutte domande e dubbi legittimi, daremo risposta puntualmente non appena possibile. Venendo a noi, quindi che cosa si deve fare in questo momento e come ricordava il vicepresidente Camisa è fondamentale anche per la logistica che c'è alle spalle della campagna vaccinale, dare la manifestazione di interesse. Ora, ovviamente molti di voi l'hanno già fatto dai link che abbiamo diffuso come associazioni territoriali. Adesso abbiamo deciso di coordinare a livello regionale questa iniziativa.
mettendo sul sito di Confapi Veneto www.confapi.veneto.it un link univoco per dare la propria manifestazione di interesse. Ovviamente chi l'ha già fatto per gli associati di Padova, di Venezia, di Treviso, di Vicenza, di Verona, insomma non lo deve rifare. Sarà cura nostra eventualmente integrare o contattarvi direttamente, perché anche le richieste che arrivano dalla gestione della campagna vaccinale poi si evolvono, ma sarà cura nostra eventualmente ricontattarvi per integrare le informazioni. Questo perché? Perché è fondamentale sapere quanti siamo, fondamentale. Dopodiché la sfida, e l'avete capito e vedo anche delle richieste in chat, è declinare un'organizzazione di per sé complessa su strutture piccole, per i quali ovviamente, dicevamo prima, anche la Polizia di Stato è un'azienda, sì, però ha delle dimensioni diverse dall'officina meccanica del territorio. Questa è la sfida che raccogliamo, lo faremo sicuramente organizzando degli hub territoriali, organizzando la disponibilità di alcuni di voi a servire le aziende del territorio nelle modalità e nelle tempistiche che vi trasmetteremo e vi trasferiremo puntualmente. Non oggi, e quindi non vi preoccupate di questo, ma ovviamente non appena possibile. La cabina di regia in Regione Veneto continua a lavorare con cadenza settimanale, quindi si va avanti ad esaminare tutte le perplessità e tutti i punti, ma sicuramente saremo tempestivi e riusciremo a fare tutto. Quindi non aggiungo altro, se non invitandovi ovviamente, a chi non l'avesse già fatto, a compilare il form. Qualora comunque aveste dubbi o necessità da chiarire, di riferirvi alle vostre associazioni territoriali di riferimento. Il form prevede, per coloro che non fossero associati, insomma nessuno è perfetto, di comunque individuare un'associazione di categoria di riferimento all'interno del panorama Confapi per comunque farvi seguire. Noi ovviamente ci teniamo a sottolineare che per noi non è di sicuro una campagna commerciale, ma un'iniziativa di servizio per la comunità imprenditoriale, quindi siamo qui e siamo a disposizione. Non rubo il tuo tempo, restiamo qua a disposizione. Grazie Nicola. Grazie a te Davide per l'intervento. Quindi ricordo che, come diceva appunto il collega, è stato inserito all'interno del sito www.confapi.veneto.it una news su questo argomento con il link alla procedura di invio manifestazione di interesse. È una procedura guidata in modo da semplificare insomma anche la vostra compilazione. Ovviamente le nostre associazioni provinciali, i nostri riferimenti sono a disposizione anche a supportarvi, ad assistervi in questo iter e quindi insomma noi ci impegniamo nei confronti quindi dei nostri interlocutori sia nazionali che Regione Veneto a raccogliere queste manifestazioni di interesse, perché sono fondamentali queste informazioni per poi attivare e organizzare la fase successiva. In attesa del collegamento dell'assessore regionale alla sanità, dottoressa Lanzarin, che ci ha inviato un messaggio dicendo appunto si collegherà alle 11:45, io insieme ai relatori che ci hanno supportato scorrerei in chat alcuni quesiti, però come diceva il collega dottor Donofrio, ad alcuni di essi siamo in grado di dare risposta nei prossimi giorni, nelle settimane prossime, anche sulla base di quelli che sono gli ulteriori confronti e l'evoluzione insomma sia dei tavoli nazionali che regionali. Vedevo un passaggio anche sul tema giustamente del fatto che il nostro tessuto imprenditoriale, sia industriale che artigianale, è composto da piccole, piccolissime imprese, microimprese da 1 a 9 dipendenti, e questo nanismo costitutivo impone all'associazione categoria di fare fronte comune e di organizzare siti idonei. Questo senz'altro anche le occasioni insomma di cabina di regia ed altri momenti di interazione fra le associazioni faranno sì insomma che ci sia a livello sia regionale ma anche locale insomma delle forme di organizzazione e delle sinergie
perché l'intento comune è quello, insomma, di dare la massima facilità nell'erogazione di questa attività, e quindi anche il nostro compito organizzarci e dialogare. Vedo collegata l'assessore regionale dottoressa Manuela Lanzarin, quindi non rubo altro tempo, passo a lei la parola ringraziandola della partecipazione, ringraziando quindi la struttura regionale che col dottor Mongillo, insomma, ci ha dato importanti informazioni e anche a disponibilità a prossimi momenti, interventi in prossimi webinar. Prego Assessore, grazie della sua presenza. Buongiorno e grazie a voi. Io mi scuso, dovevo essere all'inizio, poi invece verso la fine, perché voi capite che ormai è un anno che le scalette subiscono quotidianamente le modifiche, quindi purtroppo è così. Però insomma ci tenevo a fare un saluto, insomma, a questo importante momento per voi, ma anche perché segna un momento effettivamente importante, ossia quello dell'entrata a pieno di tutto il mondo produttivo all'interno della campagna di vaccinazione. Sappiamo che è la più grande momento di vaccinazione, il più grande piano vaccinale nazionale mai fatto, mai messo in piedi, e quindi è chiaro che tutti noi, insomma, stiamo lavorando per cercare di arrivare all'obiettivo principale. L'obiettivo credo sia il nostro quanto il vostro, sia quello di poter uscire da questo tunnel, da poter ritornare anche se in maniera graduale alla nostra normalità, riprendere insomma, ed è chiaro che la vaccinazione abbiamo capito che è il momento principale, è l'unica strada che oggi abbiamo, accanto chiaramente a tutti i vari modelli di attenzione, responsabilità, di presa in carico, di cura precoce, di screening e quant'altro che comunque continuano. Credo che il percorso che avevamo già messo in piedi come Veneto, e questo sono molto contenta, poi adesso è un percorso, sappiamo, insomma, nazionale, anche con l'approvazione del protocollo, insomma, a livello nazionale, che ha visto il Veneto comunque protagonista all'interno del tavolo tecnico. Penso che il dottor Mongillo prima vi avrà parlato di questo, ma partiva chiaramente già da un protocollo regionale che era stato ben definito, era stato costruito grazie a voi, grazie alla vostra partecipazione, alle vostre sollecitazioni e alle vostre osservazioni, perché io credo che insieme costruiamo i percorsi migliori. Voi sapete che come Veneto avevamo già adottato quella delibera che prevedeva questo protocollo di vaccinazione, vaccini permettendo, all'interno delle aziende, e avevamo anche già allargato, se vi ricordate, la platea, prevedendo anche appunto i coniugi, i familiari, insomma, delle persone dei lavoratori. Questo proprio in un'ottica di immunizzare, perché questa è la nostra ottica principale, immunizzare più popolazione veneta possibile. È chiaro che tutto questo si scontra però con il problema principe che abbiamo, ossia quello della dotazione di vaccini. Quindi io credo che oggi noi come sistema Veneto siamo pronti per partire, e voi come sistema produttivo siete pronti per partire, no? Il protocollo definisce bene ambiti, competenze, vincoli e tutto il resto, e mi sembra che tutto sommato, insomma, sia un protocollo applicabile. Ricordiamolo che si tratta sempre di un'iniziativa di sanità pubblica all'interno delle vostre aziende, delle vostre strutture. Questo è molto importante perché continua anche sempre in quel discorso di sanità pubblica allegata appunto alla sicurezza negli ambienti di lavoro, e quindi va sicuramente nella stessa direzione. Quindi io credo che noi saremo pronti per partire con voi, voi siete pronti per partire con noi. È chiaro che rimane il problema vaccini, che non è un problema proprio secondario, nel senso, perché se non abbiamo la materia prima abbiamo molte difficoltà. Allora noi siamo molto fiduciosi, insomma, o per lo più vogliamo essere fiduciosi che effettivamente questo secondo trimestre, che è stato e che è comunque dal commissario Figlioli in poi definito come il secondo trimestre che effettivamente potrà permettere una svolta, ci sia, quindi che da maggio, insomma, ormai le dotazioni per aprile sono dotazioni minime che quindi non permettono nulla. Da maggio dovrebbero essere in arrivo, ma non abbiamo oggi contezza per quanto riguarda gli arrivi di dotazioni importanti, e quindi noi ci auguriamo, insomma, che da maggio poter anche, tra virgolette, lasciatemi passare questo termine, arruolare in questo grande piano di sanità pubblica anche le nostre aziende
i raggruppamenti che ci saranno, visto che c'è anche questa possibilità corretta e giusta anche di non solo dell'azienda singola, ma anche di più aziende, perché poi il nostro è un settore in cui ci sono aziende anche con pochi dipendenti, però chiaramente raggruppando insieme questo diventa più fattibile. Questo, ripeto, permetterebbe effettivamente di andare a una velocità molto più spinta e permetterebbe quindi di arrivare al nostro obiettivo, che è quello, insomma, di essere non come qualcuno, insomma, il Presidente ha detto per noi non esiste un'isola Covid free, ma esiste il Veneto Covid free, no? Quindi è chiaro che noi vogliamo arrivare a questo traguardo, questo proprio per cercare di mettere in sicurezza e di poter permettere a tutti, insomma, poi di tornare alla normalità, alla gradualità. I passaggi sono passaggi molto semplici che fanno parte appunto di questo protocollo, con le varie fasi di pre-vaccinazione, vaccinazione, post-vaccinazione, registrazione, ma insomma io non entro nei particolari perché so che insomma ne avete già parlato. A me piacerebbe e mi auguro veramente che si verifichi molto molto presto di riuscire effettivamente a mettermi in pista, perché è chiaro che la capacità del Veneto, che oggi vede i 58-60 punti di vaccinazione di massa con una potenzialità di 50.000 vaccini al giorno, oggi abbiamo toccato le punte più alte, noi le abbiamo toccate rispetto ai 35, mi sembra 37.000, però oggi non riusciamo neanche più a ritoccarle perché non abbiamo i vaccini. Con i medici di medicina generale, con le farmacie che entreranno con voi capite che abbiamo una potenza di fuoco effettivamente giornaliera molto molto importante. È chiaro che deve avere le munizioni, sempre per parafrasare e citare una citazione del Presidente. Però io so che voi siete pronti, quindi questo è importante per noi, che nel momento in cui effettivamente si possa partire, perché avremo quindi una distribuzione così capillare, avremo anche la possibilità quindi di partire anche su questo settore, l'importante è che voi siate pronti. E so che su questo insomma state lavorando per attrezzando le imprese dove è possibile farlo, per recuperare il personale e per anche aggregare, insomma, come dicevo prima, anche quelle piccole aziende, perché è giusto che abbiano la stessa possibilità. Chiudo e credo veramente che questo sia un esempio ottimale di collaborazione anche in un settore strategico come che quello della sanità. Allora, perché sanità, buona sanità vuol dire benessere per tutti, quindi vuol dire benessere per tutto il territorio, ma con dei piani di sanità pubblica di questo tipo, che poi insomma potremmo anche pensare per il futuro, legate anche ad altre questioni, insomma, all'interno delle aziende, vuol dire effettivamente non solo portare un servizio essenziale, prioritario, un servizio che è dettato all'interno della nostra Costituzione, quello del diritto alla sanità, ma vuol dire anche creare quel benessere affinché poi tutte le varie componenti, insomma, possano viaggiare nella stessa direzione, alla stessa velocità. E questo alla fine credo che sia importante, perché è chiaro che accanto alla sanità, tutta la questione emergenziale sanitaria che noi stiamo affrontando e che continueremo ad affrontare, c'è tutta dopo una questione invece sociale ed economica che è bene, insomma, che si rimette in moto quanto prima. Quindi io vi ringrazio e sono veramente molto felice e spero che riusciamo a partire anche molto presto. Grazie veramente Assessore. Devo dire che anche la partecipazione ancora numerosa, vedo collegate 200 aziende, dimostra insomma che il nostro tessuto produttivo è parte attiva insomma di questo processo e soprattutto anche la parte delle piccole e medie imprese che noi rappresentiamo, che spesso ha anche delle dimensioni tale per cui probabilmente avrà necessità di un nostro ruolo, un nostro supporto aggregativo per permettere anche loro di partecipare alla campagna, perché noi vogliamo evitare che vi siano aziende di serie A e di serie B, che la loro dimensioni comprometta o ne limiti insomma la partecipazione a questa iniziativa, anzi probabilmente proprio perché sono piccole e necessitano di maggior supporto anche in queste azioni informative, queste azioni di raccolta, di assistenza nella elaborazione, compilazione e manifestazione di interesse, ed è questo ruolo associativo insomma che ci compete in tutte le attività, ma in particolar modo anche in questa campagna di vaccinazione che ci vede come associazioni protagonisti.
Ecco, quindi ora io direi insomma di individuare alcuni dei quesiti, perché ne sono arrivati molti in chat, alcuni di essi, come dicevamo, ne daremo risposta nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ci tenevo a dirvi che l'appuntamento, il meeting quest'oggi è stato registrato, quindi a tutti voi partecipanti nei prossimi giorni arriverà un'email con il link alla registrazione più le slide che sono state proiettate, quindi avrete materiali anche per poter rivedere questo appuntamento e anche condividerlo eventualmente con i vostri colleghi d'azienda. Allora, io ho un quesito da parte della Presidente di Confapi Treviso, Federica Polloni, che visto che è collegata lo farei porre ecco, in diretta, e poi passiamo agli altri quesiti, chiedendo anche agli altri presidenti territoriali, Carlo Valerio di Padova, William Beozzo di Vicenza Pedemontana, Ravetto di Verona, se hanno dei quesiti anche loro da porre collegandosi direttamente. Prego Federica Polloni. Buongiorno a tutti innanzitutto, spero mi sentiate bene. Il mio quesito riguarda il coinvolgimento del medico competente e spero con questo di fare anche un po' sintesi rispetto ad alcune delle domande che ho visto in qualche modo comparire nella chat durante gli interventi dei relatori. Nel caso in cui l'azienda non sia tenuta alla nomina del medico competente o dove pur essendo nominato il medico questo non abbia dato ad oggi disponibilità ad essere coinvolto nella campagna vaccinale in azienda, come l'associazione si pone nella individuare una soluzione che possa permettere anche a queste realtà di accedere nei tempi insomma più stretti possibili a quella che è la vaccinazione e somministrazione del vaccino ai propri dipendenti. Dottor Mongillo, approfitto della sua disponibilità ad aver seguito tutto il webinar, se vuole anche lei supportarci in questa, dare una risposta a questo quesito. Sì, allora le indicazioni sia nazionali sia quelle che erano state regionali e che prima dell'approvazione del documento nazionale, insomma, apposta per non escludere nessuno da chi legittimamente non ha nominato il medico competente, apre a varie soluzioni, non necessariamente alternative una con l'altra. Quindi il medio competente se c'è, ma poi espressamente previsto altri operatori di strutture, è scritto in maniera molto generale, quindi non esclude nulla di fatto, quindi altri operatori di strutture sanitarie pubbliche o private o liberi professionisti, quindi c'è questa possibilità. Noi abbiamo pensato anche, perché sono esperienze che abbiamo letto sul campo, di poliambulatori, per esempio, che erogano già servizi per la medicina aziendale, dove gravitano intorno a molte aziende, soprattutto di piccole dimensioni, quella potrebbe essere una soluzione per offrire la vaccinazione. Forse, ma è un suggerimento che mi permetto di fare, poi le modalità attuative saranno definite anche nei singoli territori. Nel caso delle micro aziende che sono tutte seguite magari da quel poliambulatorio, la vaccinazione potrebbe essere fatta lì, in quegli spazi sanitari, e non fisicamente dentro il capannone dell'azienda, se parliamo di piccole aziende. È solamente un suggerimento. Poi nel protocollo, invece quello approvato dal Ministero del Lavoro, del 6 aprile, quello per la vaccinazione in azienda, è lì che viene introdotta la disponibilità degli ambulatori di INAIL per supportare nella vaccinazione, integrando quindi le modalità che ho già detto prima. Quindi noi riteniamo che nel documento nazionale e regionale prima di quello nazionale ci sono già tutte le possibili offerte che coprono tutte le diverse fattispecie che si possono trovare, indipendentemente dal fatto che ci sia un medio competente formalmente individuato o no. Grazie dottor Mongillo. Ho qui con me al mio fianco il presidente Marco Zecchinelli di Confapi Venezia, che vorrebbe porre un quesito sia all'assessore Lanzarin che al dottor Mongillo. Prego. Sì, allora, la mia è sostanzialmente una domanda politica che ha dei riflessi tecnici, quindi coinvolgo anche la dottoressa Lanzarin e il dottor Mongillo. Allora, siccome il Veneto ha un'importante industria del freddo,
una delle eccellenze del sistema industriale veneto è il freddo. E ci sono moltissime aziende che già operano con sistemi, ovviamente, quindi sono produttori di frigo, oppure lo utilizzano, oppure società che c'è una grande presenza di società che hanno disponibilità di ghiaccio secco, che quindi consente di tenere il cosiddetto super o ultra freddo. La mia domanda è: può il Veneto, alla luce proprio di questa specificità, di questa eccellenza industriale che ha, magari farsi promotore della possibilità di vaccinare anche presso le aziende con i vaccini Pfizer e Moderna, che consentirebbero di aprire questa possibilità prima? E quindi poi anche al dottor Mongillo, in qualità appunto, essendo anche nella conferenza delle regioni, se questa ipotesi è stata valutata. Prego. Allora, provo a dare una risposta più politica io e poi lascio invece la parte più tecnica al dottor Mongillo, che con l'occasione ringrazio anche. Ringraziando anche la prevenzione, insomma, la dottoressa Ruccio, il dottor Mongillo, il dottor Tonone, insomma, credo che voi li conosciate molto bene, ma il dottor Mongillo poi mi ha sempre seguito anche per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, perché insomma credo che in questo anno abbondante, oltre ad aver dimostrato una tenuta non da poco, però insomma voi sapete il Veneto è sempre sui tavoli principali, il Veneto è capofila della maggior parte dei tavoli principali, compreso quello per le riaperture, compreso questo anche con l'INAIL, col Ministero, con il Ministero anche dello Sviluppo Economico, del Lavoro, eccetera. E quindi insomma questo è dettato solo insomma dalle professionalità e competenze che abbiamo all'interno del nostro sistema sanitario, insomma, quindi è corretto che anche in un momento come questo insomma venga sottolineato da parte mia. Allora, tornando invece alla domanda, allora è chiaro che con le ultime indicazioni su AstraZeneca, che quindi vanno per gli over 60, su l'incertezza che ancora c'è su Johnson & Johnson, che non sappiamo, oltre ad essere stato momentaneamente insomma sospeso, quindi è arrivato in Italia ma non è ancora stato distribuito alle regioni, perché appunto c'è questo supplemento di indagini che stanno facendo e che poi ci daranno indicazioni, quindi poi dopo EMA anche AIFA si esprimerà per quanto riguarda Johnson & Johnson, e non sappiamo se avrà dei limiti di età. Se non ha dei limiti di età diventa molto più semplice, perché chiaramente una sola dose, maneggiabile e quant'altro. Se invece anche Johnson & Johnson avesse dei limiti di età, non so, si parla dei 60enni anche in questo caso, eccetera, è chiaro che per poi aggredire, lasciatemi passare questo termine, la popolazione lavorativa e quindi la vostra popolazione, che è soprattutto sotto i 60 anni, scusatemi, quindi 40enni, 50enni, 30enni, rimangono i vaccini RNA messaggero, che hanno bisogno quindi di una catena del freddo moderna un po' meno, Pfizer un po' di più. È chiaro che a questo punto possono entrare anche in gioco strutture che permettano la conservazione della catena del freddo. Anche noi stessi, insomma, abbiamo comunque acquistato tutta una serie di attrezzature proprio per poterle mantenere all'interno degli hub regionali, insomma, e poi distribuire, insomma, a tutte le altre strutture. E quindi è chiaro che se i due vaccini principe che potranno essere utilizzati, ma parliamo al condizionale perché non abbiamo ancora nessuna certezza, saranno quelli appunto a RNA messaggero, è chiaro che dovremmo con voi, con le strutture che si organizzeranno, eccetera, anche capire come gestire la catena del freddo, non c'è dubbio. Grazie Assessore. Non so se il dottor Mongillo vuole integrare. No, è esattamente così, non ho nulla da integrare, è una possibilità che stiamo valutando sapendo le difficoltà logistiche che comporta. Anche adesso il Veneto, per dire, i vaccini Pfizer non sono in tutte le sedi, sono in 7 punti individuati a livello regionale, perché è difficile il mantenimento, il trasporto e il rispetto dei tempi, però è una situazione che stiamo studiando. Grazie dottore. Nicola, sì, si era prenotato il presidente di Confapi Padova, Carlo Valerio, poi do la parola al presidente William Beozzo di Vicenza. Prego, presidente Valerio. Grazie
Buongiorno a tutti. Prima il nostro presidente Manfredi sottolineava la pazienza e disponibilità che hanno avuto tutti quelli che hanno partecipato a questo incontro, ma credo che più che la pazienza in realtà sia stato reso omaggio alla lungimiranza nell'ascoltare incontri come questo. Abbiamo avuto una serie di informazioni precise, chiare, sintetiche, in un ambito che rende sempre tutti molto enfatici e ansiosi, e di questo credo che tutti noi dovremmo dare atto a Confapi. E sembra un po' autocelebrativa questa cosa, ma la mia domanda, alla quale darò io stesso la risposta, è: a cosa serve un'associazione di categoria? Un'associazione di categoria serve a fare quello a cui abbiamo partecipato tutti noi questa mattina, e cioè dare un senso alle idee che gli imprenditori sono in grado di mettere in campo in appoggio alla comunità tutta, con soluzioni come quella delle vaccinazioni in azienda, che sembravano velleitarie, ma che invece sono oggettivamente nella possibilità delle cose da fare, ricordando che, come è stato sottolineato parecchio, ma questa secondo me è la vera natura innovativa del tutto, che queste vaccinazioni non sono in alternativa, sono un ulteriore strumento di fuoco, per citare l'assessore, contro un nemico terribile, e quindi più sono le armi che noi possiamo mettere in campo e migliore e più veloce sarà il risultato. E se tutto questo avviene attraverso l'appoggio e l'affiancamento di un'associazione di categoria che supera anche, come è logico, ma non per tutti, le sue divisioni territoriali, presentandosi come azione del Veneto unito e compatto, voi capite che la risposta a cosa servono le associazioni è questa. Io sono orgoglioso di farne parte, di essermi messo a disposizione, come fanno tutti i nostri colleghi, perché abbiamo dimostrato oggi che le cose si possono fare bene. E quindi a voi ancora grazie per la pazienza, che però, ripeto, non è stato un atto di pazienza, ma è stato un'opportunità di crescita, credo, per tutti noi. Grazie al Presidente del Confapi Padova, Carlo Valerio. Ora do la parola al Presidente del Confapi Vicenza, William Beozzo, per poi lasciare anche libera successivamente l'assessore Lanzarin, che immagino avrà anche ulteriore a conferenza stampa e ulteriori impegni. Prego, William Beozzo. Grazie Nicola. Allora, innanzitutto un ringraziamento all'assessore Lanzarin e al dottor Morgillo per la disponibilità, conoscendo le loro agende molto piene, quindi per il tempo che ci hanno dedicato e soprattutto per il tempo che stanno dedicando alla prevenzione e alla salute di noi tutti Veneto, quindi grazie ancora. Volevo chiedere questo alla domanda: se dovessero sorgere dei problemi anche su Johnson & Johnson per l'età, considerando che la Regione metterà a disposizione i vaccini e tutte le attrezzature, quindi le siringhe, i sistemi informatici per poter operare, se dovesse esserci questo problema per la catena del freddo, possiamo eventualmente contare sugli hub associativi che verranno costituiti dell'assistenza da parte della Regione per la fornitura di mezzi idonei per poter utilizzare anche questo tipo di vaccino, o dobbiamo come strutture attrezzarci e metterci in condizioni di poter vaccinare con Pfizer o con Moderna? Grazie. Ma sicuramente questa è una di quelle cose che, come si diceva prima, noi stiamo valutando. È chiaro che se Johnson & Johnson avrà delle limitazioni e AstraZeneca le ha già avute, cambia radicalmente tutta la campagna vaccinale, nel senso che noi, faccio l'esempio, sia con voi, quindi col mondo produttivo, il mondo delle aziende, sia con le farmacie, avevamo sempre pensato che il vaccino principe, insomma, che poteva essere utilizzato era o Johnson & Johnson o AstraZeneca, no? Che per forza di cosa sono più semplici, più maneggevoli, non bisogna catena del freddo. Se questi due vaccini sono invece
limitati a una fascia d'età più alta e quindi a persone diciamo più anziane, dagli 60 anni in su, e la vostra popolazione target invece è una popolazione inferiore, perché insomma il mondo lavorativo è un mondo prettamente più giovane, è chiaro che dovremmo studiare dei modelli per permettere l'utilizzo all'interno dei vostri ambienti, nel momento in cui abbiamo dosi a sufficienza e tutto il resto, di Pfizer e Moderna, e quindi mantenendo la catena del freddo, quindi o con una forte, diciamo così, collegamento con quelli che sono gli hub regionali dove oggi sono stoccati, oppure con delle soluzioni che, studiando con voi, con le varie categorie economiche, cercheremo di mettere in piedi. Però questa è una di quelle cose che dobbiamo sicuramente e stiamo cercando di valutare e di capire bene, e quindi anche su questo verrete sicuramente coinvolti. Grazie Assessore. Io vi saluto perché scappo dall'altra parte con il Presidente, e io vi ringrazio. Buon lavoro. Ringrazio Confapi perché insomma è sempre stata della partita fin dall'inizio. Mi ricordo insomma la prima telefonata del Presidente Beozzo e poi anche il primo scambio che ho avuto, mi sembra un sabato mattina. Esatto, brava Manuela. Il Presidente nazionale. Casasco. Quindi ci siamo scambiati quel sabato mattina, abbiamo fatto una telefonata a 3 e quindi ci siamo scambiati già alcune cose. E da lì poi è partito chiaramente tutta la macchina organizzativa, prima solamente veneta, poi fortunatamente è stata recepita anche nei piani nazionali fino ad arrivare all'ultimo protocollo, insomma, quindi con una condivisione da tutte le varie componenti, e questo credo che sia molto importante. Però vi ringrazio insomma perché c'è stata sempre la massima apertura, la massima partecipazione, ma soprattutto, come dicevo prima, stiamo parlando di un grande piano e di iniziativa di sanità pubblica, ed è importante che ognuno di noi, ognuno per il proprio ruolo e per la propria responsabilità, si senta parte di questo piano. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguo. Grazie, ciao Manuela. Grazie Assessore per la partecipazione e buon lavoro. A presto. Dottor Mongillo, possiamo approfittare di altri 5 suoi minuti per rispondere a un paio di domande, poi chiudiamo raccogliendo tutto il resto, e a cui dicevamo risponderemo nei prossimi giorni, prossime settimane. Grazie. Vedevo diversi quesiti, domande, se vi sia un numero minimo di addetti, di dipendenti in azienda per poter accedere alla campagna. E l'ho visto ripetersi in diversi quesiti, se vuole rispondere a questo tipo di quesito. Allora, è difficile rispondere in pochi secondi a un tema su cui ci siamo confrontati settimane, quello del numero minimo. Posso dirvi lo stato dei lavori. Allora, non nego che da varie componenti dei gruppi di lavoro c'era l'idea di mettere inizialmente, per iniziare, un numero minimo, per una questione di efficienza, soprattutto adesso se andiamo veramente verso l'utilizzo di vaccini, come abbiamo detto adesso, Pfizer, è difficile creare, polverizzare, disperdere sul territorio la gestione di questi vaccini. E si è deciso di comune accordo con gli enti centrali, i ministeri che hanno partecipato, di non indicare un numero minimo, perché possiamo avere delle situazioni di aziende con 5.000 dipendenti che però magari non garantiscono degli spazi per fare la vaccinazione, così possiamo avere un'azienda con 15 che ha una struttura organizzativa perfetta per poter fare la vaccinazione. Quindi abbiamo ritenuto di non mettere un cut-off, una soglia minima. Nello scambio, nel confronto con gli organi centrali, che una volta approvato il documento, come dicevo nel mio intervento, abbiamo chiesto al governo di definire di comune accordo una fase in cui si parte, omogenea per tutti, finiti gli ultra ottantenni, abbiamo chiesto al Ministero aiuto per definire dei criteri con cui partire anche, non subendo le decisioni ma costruendole insieme. Tra questi criteri vediamo se rientra quello della numerosità. Al momento non c'è la numerosità minima indicata con un numero. C'è una formulazione generale che suggerisce di tenere in considerazione una certa numerosità. C'è il concetto della numerosità, ma non c'è il concetto del numero preciso. A mio avviso, ma è una questione puramente personale, da qualche parte dovremmo pur partire, e se l'obiettivo è quello di vaccinare molte persone,
sarà più facile, ma non esclusivo, ripeto, la mia considerazione personale, sarà più facile partire da delle grandi aziende o delle aggregazioni di piccole aziende in modo da garantire un certo numero. Però un numero fissato non è stato in modo da non escludere a nessuno la possibilità di partecipare. Però è un tema aperto, quindi ho cercato di condensare quello su cui ci siamo confrontati, non esagero, per almeno 4-5 riunioni. Grazie dottore. Pesco un altro quesito, poi direi proprio di chiudere. Se vi fosse una reazione avversa, insomma la somministrazione in azienda, ecco, da più quesiti riguardo anche la responsabilità del datore di lavoro riguardo questa situazione o del medico del lavoro. Quindi fare un attimino chiarezza su quello che è l'aspetto appunto della responsabilità, che è un tema fondamentale, anche se l'abbiamo toccato precedentemente in alcuni passaggi, magari lo ribadirei per sancirlo in maniera definitiva. Sì, su questo la risposta non è della Regione, ma è del decreto legge 44, che già solleva da tutte le possibili conseguenze il soggetto vaccinatore. Quello è il cosiddetto scudo penale che è stato fatto, ma al di là di quello, spostando la questione su un argomento tecnico, ok? E le reazioni avverse le abbiamo registrate, ci sono. Pochissime sono quelle gravi che richiedono un'ospedalizzazione, ma noi non abbiamo toccato troppo questo argomento, però la fase della vaccinazione è proceduta dalla fase della anamnesi, cioè il colloquio con il medico per andare a evidenziare tutti i possibili controindicazioni o sintomi e segni sospetti. Guardate che qualora ci sia ovviamente la consapevolezza che quella vaccinazione è meglio farla in un ambiente protetto, ok? E così come accade nelle nostre ULSS, il centro di vaccinazione di popolazione, come in azienda, saranno tutti attrezzati per intervenire nell'immediatezza. Okay? Abbiamo nei documenti tecnici che stiamo scrivendo, scriveremo anche la dotazione minima di farmaci che ci devono essere per intervenire. Niente di nuovo rispetto ai vaccini che già si fanno per l'influenza, quindi sono i farmaci ordinari per intervenire con qualunque reazione avversa grave che ci potrà essere in azienda. Niente di nuovo previsto per il Covid, è tutto quello che è già previsto per le vaccinazioni. Detto questo, quindi fermo restando questa capacità di intervenire con dei farmaci nell'immediatezza, qualora ci sia un qualunque problema pre-vaccinazione, un dubbio, un sospetto, così come accade nella ULSS o nel centro di vaccinazione di massa, la persona viene inviata a vaccinarsi, si dice, in ambiente protetto. Quindi nelle strutture, nei servizi di allergologia, per esempio, uno che ha una storia di grandi allergie o di precedenti reazioni avverse. Comunque, senza entrare negli aspetti medici, tutti i dettagli questi che in maniera sintetica e puntuale abbiamo scritto e stiamo perfezionando nel documento tecnico con cui si disciplinerà questa cosa a livello veneto negli ambiti della vaccinazione in azienda. Quindi di fatto sono cose molto importantissime da tenere conto. L'importante è sapere che avremo i requisiti per intervenire nell'immediatezza. La persona, se ha un dubbio, o magari è il lavoratore stesso che potrebbe dire io preferisco essere vaccinato in un ambiente più tutelato, più protetto, perché ho avuto precedenti storie con i vaccini precedenti, tutto questo viene fatto per garantire e promuovere la massima sicurezza possibile. Finisco perché la domanda era sulla responsabilità. Al momento io non mi risulta ci possa essere alcuna responsabilità per il datore di lavoro. Stiamo parlando di un atto medico fatto da un professionista sanitario che ha il suo codice deontologico, i suoi obblighi, la sua preparazione, la sua abilitazione a fare un atto medico. Quindi se il medico somministra i vaccini che sono approvati da agenzie regolatorie, secondo le schede tecniche previste, senza inventarsi procedure strane, la reazione avversa ci sta, ma non può essere imputabile né a chi infila l'ago, né tantomeno al datore di lavoro. Cioè stiamo parlando, questo io non l'ho detto, ma non stiamo parlando di una procedura che va a prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali. Non stiamo parlando di sicurezza sul lavoro. Stiamo parlando di estendere, usare gli spazi aziendali è come se fosse un'estensione del servizio sanitario regionale. Quindi non stiamo parlando di responsabilità del datore di lavoro. Oltretutto non è lui che fa l'iniezione. Okay. Una precisazione importantissima questa che ha fatto in chiusura e che è bene ribadire che sia un concetto
chiaro. E diceva appunto che in fase di elaborazione del documento tecnico, giusto? Quindi io direi ci diamo appuntamento quando il documento sarà pronto, elaborato e pubblicato per un momento eventualmente come questo, no? Di illustrazione in maniera dettagliata, chiara, e affinché la base associativa, la base produttiva nostra associata possa avere tutte le informazioni del caso e continuare questo percorso, questo iter che abbiamo avviato quest'oggi di aggiornamento delle nostre aziende. Io con questo ringrazierei tutti i nostri relatori, innanzitutto Michele Mongillo, direttore unità organizzativa Regione Veneto per la sanità pubblica e la prevenzione, al vicepresidente nazionale Camisa, alla nostra Monia Moresco, che ha illustrato i due protocolli in maniera chiara ed esaustiva, a tutti i nostri presidenti e strutture tecniche provinciali, il presidente regionale Ravetto, augurandovi buon proseguimento di giornata e una buona settimana, trattandosi di lunedì che ci vede tutti impegnati. Nicola, scusa, un ringraziamento a te e a Davide per il lavoro che avete fatto in questi giorni e per il risultato ottenuto, e un grazie anche al dottor Morgillo per la sua grande disponibilità. Grazie mille. E approfitto, se dici Nicola un secondo solo, a chi è collegato con noi stiamo organizzando a livello Confapi Veneto altri meeting di questo genere per dare informazioni aziendali. Vi terremo aggiornati in maniera tale che, visto i risultati ottenuti, riusciremo a dare delle informazioni importanti al mondo dell'impresa e al mondo di Confapi. Grazie ancora, grazie. Grazie a tutti e buona giornata. Arrivederci, grazie. Grazie dottore. Grazie, dottore.